Buongiorno a tutti ragazzi, nelle prossime ore sembra destinato a un arrivo di una perturbazione, piogge temporali e grandine. Sotto stretta osservazione i rilievi alpini e prealpini del nord, dove alcuni rovesci pomeridiani saranno anche a sfondo, diciamo, la stessa condizione in Toscana, nel sud dell'Umbria, Lazio, Abruzzo e qualche possibile temporale anche su Roma, diciamo. Tempo instabile anche sulla Sardegna e parte della Sicilia e sulla dorsale appenninica Calabria Campana. In effetti ci sta una criticità per rischio idraulico, allerta gialla per Calabria, allerta gialla su Abruzzo, Basilicata, Lazio, Molise, Calabria e Sicilia. Un'altra criticità idrogeologica su Abruzzo, Basilicata, Calabria e Sicilia. Quindi in effetti ragazzi si prevede che nella giornata di oggi ci sarà diciamo, quest'ondata di maltempo. Quindi speriamo bene, purtroppo qui non dicono la Campania, quindi anche oggi mi sa che dovremo sopportare il caldo ancora, quindi diciamo che nelle prossime ore ci devono stare piogge temporali e grandine. Potete trovare ragazzi l'avviso della protezione civile sul loro sito che spiegano regione per regione, quindi massima attenzione, rischio forti piogge e temporali. Quindi ripeto ragazzi, in effetti i rilievi alpini e diciamo i prealpini, poi la Toscana, poi ci sta Lazio, Abruzzo, Umbria, qualche temporale forse su Roma, tempo instabile sulla Sardegna e la Sicilia e forse la dorsale appenninica Calabria Campana e un po' qualche piovasco diciamo, sui comparti occidentali della Basilicata, forse ragazzi. Quindi diciamo che speriamo che viene a piovere anche qua in Campania, perché per ora, per la giornata di oggi, come dice il meteo ragazzi, non ci sarà nessun temporale in arrivo in Campania. Quindi ragazzi, massima attenzione come sempre. Se vedete che la situazione degenera, cercate di salire sempre ai piani più alti e di allontanarvi, diciamo, da queste forti piogge che in pochi minuti ragazzi fare veri e propri allagamenti. Quindi se vedete, come dico io, malacqua, cioè che le cose si mettono male, scappate subito dall'auto, da sottopassaggi, diciamo da parti dove ci stanno i fiumi che possono arrivare, oppure vicino a qualche montagna che può frenare, quindi evitate queste cose qua. Vi auguro una buona giornata e come sempre ci aggiorneremo man mano.